È un Luigi Brugnaro tutto tondo, quello che si racconta all'M9, l'aneddoto del papà Ferruccio, operaio sindacalista storico del petrolchimico di Porto Marghera. Mio papà è una persona libera che mi ha dato la libertà, non mi ha dato niente. Il padre gli ha insegnato ad andare oltre i propri limiti, superando paure e inquietudini con coraggio e forza, racconta. Uno dei segreti non è quello di fare una vendita, non è quello di convincere una persona, quello di farsi votare, ma è quello di dimostrare che non hai imbrogliato. La questione non è vincere, è essere coerenti dopo che hai vinto. Tra le proposte elettorali di Coraggio Italia, la riforma giudiziaria dando poteri penali al giudice di pace. Che può dare al massimo 10 giorni di cella, pagato dalla città metropolitana o del comune, dalla collettività. Conferendo maggiore autonomia anche al sindaco. Dobbiamo avere delle deleghe, io devo rispondere e voglio rispondere, personalmente anche, ma di cose che realmente ho la responsabilità di fare. Ambiente, sì ai termovalorizzatori, ecco perché, spiega. Perché è oggi la tecnologia più ecologica che si può pensare. Non c'è nessuno che vuole sporcare l'ambiente. Fondamentale per essere informati e comunicare la credibilità dell'informazione, dice. Apprezzo sempre poi quelli che fanno le pulci a me, tra l'altro, perché poi alla fine finisco sempre io nella graticola. La sua stima personale a due veneziani del passato e del presente. Massimo Cacciari, oltre ad essere un filosofo, una gran brava persona, Gianni De Michelis, non è che lo scopro io. Cioè, ha messo Venezia, forse è stato l'ultimo grande politico che ha fatto fare delle cose a Venezia. Sul futuro della leader di Fratelli d'Italia non ha dubbi, sarà la prossima Presidente del Consiglio, dice. Se i numeri saranno questi, spero di sì, le stanno facendo qualsiasi offesa e stanno cercando in qualche modo di incutere chissà che terrore. Ripeto, io la conosco bene. Il suo appello agli elettori, il 25, andate a votare. E il rischio è quello che io cerco di debellare, l'abbandono. Cioè il ragazzo che non vuole andare a votare, devo convincerlo ad andare a votare, dopo gli dirò anche di votare per me. Ma prima dico va a votare.